Atanas Malinov, allenatore brunopremi.com Bassano, sconfitto 3-2 in finale Under 16 settimana scorsa e anche stavolta in Under 18. Atanas, è una maledizione questa. È stata una partita difficile, è stata una partita molto dura. Adesso siamo in fase prima di campionato nazionale, siamo in una preparazione diversa, però speriamo di fare qualcosa in più. Oggi ho visto una Sampdoria molto determinata, molto convinta e meritamente hanno vinto, perciò sicuramente meritavano più di noi. Cosa è successo in quel quarto set? Un po'? In quarto set siamo spenti praticamente e non abbiamo giocato. È stato un set di presenza in campo dove non abbiamo reagito e non abbiamo aggressività, non abbiamo ricezione, proprio niente. E questo set, ragazzi, dobbiamo imparare tanto, perché partire di pallavolo in questo modo non riesce a risistemare dopo di giocare. Perciò di giocare un set così vuol dire che non riesce a controllare in campo situazioni. E poi il quinto set dal 14-12, anche lì cosa è successo? Cosa è mancato? Noi abbiamo un match ball, non abbiamo fatto. Se abbiamo fatto la partita era 3-2 per noi. Purtroppo non abbiamo fatto match ball, l'hanno fatto loro e hanno vinto. Però intanto è stata una partita difficile mentalmente per tutti e alla fine loro hanno vinto. Un match di cui far tesoro anche per le nazionali comunque. Un match di cui far tesoro per le fasi nazionali. È stata una partita molto utile di crescere, di vedere i nostri ragazzi di andare in alto, perché fino adesso non hanno fatto così partite difficili, siamo fuori ritmo un pochettino e adesso dobbiamo entrare con il ritmo tutto di entrare in campionato nazionale è un'altra cosa. Allora in bocca al lupo e comunque complimenti. Crepi.